Convegni, concerti, esposizioni, enogastronomia e persino uno spettacolo di body art. Grande successo al Castello Sforzesco di Gagliate per Festival 2012. 2 giorni di festa nel weekend all'insegna della buona musica, della grande arte, della cultura, della cucina, del folklore. Un sabato molto pop, con tante band locali e con veramente grande affluenza di pubblico, e una domenica ancora penso più prestigiosa, ne siamo veramente orgogliosi e ringraziamo tutte le persone che ci stanno seguendo in questo tour con la Sornette e con appunto i vari ospiti speciali. Nel mezzo tante altre cose, dalla pittura al body painting, con quindi ospiti assolutamente prestigiosi, apprezzati ovviamente da tutto il pubblico, che non faccio che ringraziare insomma per veramente questo affetto con cui siamo stati ospitati. Sul palco band locali e formazioni di rilievo nazionale e internazionale, dai Falling Line alla Sornette, e poi spettacoli di hip hop, danza yin e yang, concerti di affermati solisti come Antonella Zuin e un grande ospite d'eccezione del calibro di Pietruccio Montalbetti, mitico fondatore dei Dick Dick. Il tutto all'insegna della tradizione e della musica folk. La nostra volontà era quella di portare il folk nella nostra realtà novarese, vicina a Novara, quindi iniziare qualcosa di culturale ma anche qualcosa di popolare, quindi nel senso più bello del termine, nello stare insieme, e quindi speriamo di aver fatto una cosa gradita a tutti. Sicuramente noi ne siamo orgogliosi e felici. Apprezzatissimo lo spettacolo di body art della pittrice internazionale Natalie Grunska, che ha saputo coinvolgere grandi e piccini con una performance d'eccezione. Posso solo ringraziare perché sono stata invitata qua, e ringrazio la gente che sono venuti a vedere, e sono contenta che ci sono tanti bimbi che sono rimasti contenti della serata.